Ciao bambini e bambine, soprattutto quelli di Laipacco. Vi ricordate tutto il lavoro e i disegni fatti sul percorso delle rogge e sulla città di Udine? Beh, in questi giorni abbiamo messo vicino e incollato i vostri disegni e le foto da cui li avete ricopiati. Ed ora vi facciamo vedere il lavoro terminato. In questa prima facciata abbiamo incollato una bellissima foto della roggia, il simbolo del nostro istituto comprensivo, la bandiera del Friuli e il simbolo della città di Udine. Ecco, questa pagina invece è per papà e mamma, così loro possono leggere le notizie storiche e il perché di questo lavoro che racconta la cultura del nostro territorio e della sua lingua. Quindi tutto quello che abbiamo scritto è stato tradotto anche in friulano con l'aiuto della maestra Concetta. Vi ricordate la nostra brava maestra Concetta? In questa cartina invece ci sono i percorsi urbani della Roggia di Palma, del canale Ledra e la Roggia di Udine. Ecco qua. Ed eccoci qua. Questo è il disegno delle mura antiche della città di Udine. Vi ricordate che ne avevamo appeso uno uguale in aula, solamente molto più grande. E poi, assieme, avevamo visto come la nostra città, non essendo attraversata da un fiume, aveva bisogno di canali d'acqua per le tante necessità domestiche. Vi ricordate quali erano? Ad esempio, bere, lavarsi, per preparare il cibo. E poi, vi ricordate che tanti anni fa non c'erano i rubinetti nelle case? E questi canali sono serviti alla città anche per ingrandirsi e svilupparsi. Ed ecco allora che è stato deciso di prelevare, cioè di prendere l'acqua dal torrente Torre che scorre non molto lontano da Udine. Nel paese che si chiama Zompitta ci sono le schiuse, che assieme abbiamo deciso di chiamarle grandi porte, che lasciano uscire l'acqua che poi scorre appunto nei canali verso Udine. Sul percorso della roggia abbiamo scoperto che avevano costruito anche delle fornaci per la fabbricazione, vi ricordate di cosa? Dei mattoni. E poi c'erano tante altre attività che usavano le ruote idrauliche, che sono quelle grandi ruote che girano con l'acqua. Certo è che avete fatto dei bellissimi disegni. La roggia si divide poi in due percorsi, chiamati Roggia di Udine e Roggia di Palma. Entrano in città dove alimentano, cioè fanno funzionare diversi mulini e anche altre attività artigianali. Nel suo percorso la Roggia di Palma attraversa Piazza Primo Maggio e più precisamente Largo delle Grazie. Una volta alimentava la grande fontana. E a proposito di Piazza Primo Maggio, vi ricordate che abbiamo scoperto come si raccontava che in tempi lontani l'attuale piazza fosse un piccolo lago? E voi questa piazza la conoscete ed è proprio dove adesso vengono messe le giostre quando arrivano in città. Al piccolo lago gli abitanti si recavano per compiere varie attività.
La piazza è dominata da un colle, come una piccola montagna, su cui sorge il castello di Udine e anche un'antica chiesetta sul cui campanile è stato posto un angelo che girando su se stesso indica la direzione del vento. Anche questo disegno rappresenta il piazzale del castello col suo bellissimo angelo dorato. Questa parte qua mi ricordo vi è piaciuta tantissimo. Dal piazzale del castello possiamo ammirare la torretta Malignani. Vi ricordate che abbiamo parlato di questo scienziato che abitava vicino al castello e che ha poi realizzato l'illuminazione elettrica nella città di Udine? E abbiamo scoperto che anche lui usava l'acqua, l'energia dell'acqua della roggia per i suoi esperimenti. Scendendo dal lato opposto del castello si giunge in Piazza Libertà, dove troviamo una bella fontana che all'epoca, anche questa, era alimentata dalla roggia di Palma. Sempre in Piazza Libertà ci sono due grandi statue che vi sono piaciute tanto, che rappresentano Ercole e Caco, ma che gli abitanti chiamano affettuosamente, vi ricordate? Florian e Venturin. Una volta questi due personaggi erano tanto famosi proprio come due supereroi. Anche in Piazza Matteotti, detta anche San Giacomo, c'è un'altra fontana che è alimentata dalla roggia. Questa bella piazza era sede del mercato delle erbe. Anche voi andate spesso in questa piazza, ad esempio quando c'è il carnevale. La bellezza della roggia di Palma si può ammirare anche passeggiando lungo i giardini ricasoli di Piazza Patriarcato, dove di solito vediamo i cigni. Con la loro vivace corrente, le rogge di Udine hanno fatto girare le ruote di molti mulini. Vi ricordate questa bellissima foto dell'antico mulino di Via del Gelso? Ora anche questo mulino non c'è più, come tanti altri mulini della città. E qui avete disegnato la roggia quando attraversava via Grazzano. Ora la roggia è stata coperta e la strada è stata allargata. L'acqua della roggia era fonte di vita per gli abitanti, per tutte le loro attività domestiche. Mi ricordo che vi divertiva, sapere che dalle due rive, collegate da diversi ponticelli, si raccoglieva l'acqua per i vari usi, perché non c'erano i rubinetti nelle case. Nelle case, poi, non c'erano neppure i lavandini o le lavatrici. Così che bisognava andare nei lavatoi, che erano molto usati in passato per lavare i vestiti. E ancora oggi si possono ammirare in diversi luoghi. Ecco qua il bellissimo lavatoio di via Zanon, all'uscita di Galleria Bardelli. Qui invece avete disegnato come nei mulini alimentati dalle rogge i mugnai macinavano il grano per ricavare la farina. Così
Anche queste piccole attività portarono sviluppo alla città di Udine. Mi ricordo, abbiamo anche parlato di come l'energia prodotta dalle acque generò le prime attività industriali, tra cui le filande, che erano le prime industrie in cui si fabbricavano i tessuti di seta o di cotone. Questo edificio, che era una filanda, c'è ancora oggi e si trova proprio in via Grazzano. Fuori le mura cittadine si possono ancora ammirare antichi mulini, alcuni funzionanti e colmi di fascino, come questo che avete disegnato. Oppure come quello di Rizzolo, molto bello, che con le sue pale continua a girare. Uscendo dalla città, la Roggia di Udine termina il suo percorso nel torrente Cormor a Mortegliano, mentre la Roggia di Palma prosegue fino ai bastioni della città stellata di Palmanova. Se passate di là, prima di entrare nella città, proprio alla vostra sinistra c'è un luogo dove si può andare a vedere come l'acqua della Roggia fa un grande salto nel fossato della fortezza. La Roggia di Palma esce dalla nostra città a pochi metri da Porta Aquileia, vicino alla stazione delle Corriere. Questa antica porta è il simbolo e il logo del nostro Istituto Comprensivo 2. Qui ci sono tutti i vostri nomi. Grazie a tutti per questo lavoro. Siete stati bravissimi e quando volete andate con mamma e papà a visitare la nostra bella città. Ciao bambini!